Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sedicenne muore dopo un volo di 15 metri, era salito sul lucernario sopra il tetto di un centro commerciale di Belpasso a Catania. Aperta un'inchiesta per capire la dinamica dell'incidente. Lo scandalo dei referti in ritardo da mesi all'Aspe di Trapani. Adesso si cerca in tutta fretta di reclutare il primario del reparto e medici analisti. L'ombra delle tangenti dietro le forniture sanitarie in due grandi reparti ospedalieri di Palermo, sotto inchiesta primari e imprenditori. Migliaia di libri, anche rari e preziosi, ridotti in cenere nell'incendio di un appartamento a Palermo. Era la collezione del professore Cardinale. Un calice di vino per denunciare la violenza sulle donne. Sull'etichetta delle bottiglie Aituzza c'è il QR code per rivolgersi all'osservatorio contro le molestie. Calcio, solo un pareggio al Marassi per il Palermo. Serie C, la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince 4-1 al Latina. Sconfitte in casa Messina e Trapani. Buongiorno e buona domenica. Un sedicenne precipita dal lucernario nel centro commerciale di Belpasso e muore al pronto soccorso di Catania per le ferite riportate dopo un volo di 15 metri. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Sentiamo Luca Ciliberti. Una tragica fatalità, forse una bravata. Non sono ancora chiare le dinamiche della morte di Simone D'Arrigo, un sedicenne residente a Catania ma originario di Motta Sant'Anastasia, precipitato nel tardo pomeriggio di ieri da un lucernario del tetto del centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Per motivi ancora da chiarire, il ragazzo sarebbe salito sul vetro che sotto il suo peso avrebbe ceduto, facendogli fare un volo di circa 15 metri. L'impatto al suolo è stato violentissimo e il sedicenne ha riportato ferite molto gravi alla testa e al torace. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, il ragazzo è deceduto 2 ore dopo il suo arrivo. I carabinieri della compagnia di Paternò che indagano hanno sentito diversi ragazzi. Sembra infatti che il tetto del centro commerciale ogni fine settimana sia un luogo di ritrovo abituale degli adolescenti. Lo testimoniano anche le immagini sui social della vittima. La procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare tra l'altro eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. L'ipotesi privilegiata è quella dell'incidente, per questo non è stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo. Simone D'Arrigo era molto conosciuto a Motta Sant'Anastasia, dove aveva ancora tanti amici e dove risiedono i nonni. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità. Molto spesso frequenta i giovani della nostra comunità, ci associamo con grande e profondo dolore a quello che stanno vivendo in questo momento i genitori Carlo e Maria Grazia, tutti i suoi familiari e tutti i suoi cari. Tristemente profetico poi il suo ultimo messaggio sui social: vivo a modo mio, tanto morirò come tutti. E veniamo allo scandalo dei referti in ritardo da mesi all'Aspe di Trapani. Adesso si cerca in tutta fretta di reclutare il primario del reparto e medici analisti. Laura Spanò. Dopo lo scandalo all'Aspe di Trapani per la mancata refertazione di oltre 3.000 esami istologici e caccia ai medici analisti e anatomopatologi in tutta la Sicilia, l'azienda ha pubblicato l'avviso di un incarico per il ruolo di primario all'ospedale Sant'Antonio Abate. L'ex primario, il dottore Domenico Messina, è andato in pensione a novembre scorso. In realtà Messina sarebbe dovuto andare in pensione nel 2023, ma vista la situazione era rimasto ancora un anno. Ma nel frattempo, da novembre ad oggi, sono trascorsi ben 5 mesi. Ora, dopo lo scandalo e la presa di posizione della Regione, l'avviso è stato pubblicato in meno di 2 giorni. Intanto i vetrini in attesa di refertazione sono stati smistati in altre strutture sanitarie per essere esaminate ed entro il 14 marzo consegnati ai pazienti in attesa da mesi. Per loro una diagnosi tardiva può pregiudicare la possibilità di cura. Ieri poi è saltata la conferenza dei sindaci della provincia di Trapani per il confronto con il manager Croce. È mancato il numero legale e a disertare sono stati i sindaci di Fratelli d'Italia. Croce, in un incontro informale con Tranchida e i presenti, avrebbe detto che l'11 luglio scorso già aveva lanciato l'allarme a cui nessuno quasi aveva risposto. Il sindaco Tranchida, dal canto suo, ha intanto annunciato la creazione di un numero verde per le segnalazioni dei cittadini trapanesi, con la speranza che anche altri colleghi possano seguirlo. L'ombra delle tangenti dietro le forniture sanitarie in 2 grandi reparti ospedalieri di Palermo, sotto inchiesta primari e imprenditori. Sentiamo Maglio Viola. Chi
Chiederanno con tutta probabilità di essere ascoltati 3 o 4 dei 5 indagati dell'inchiesta della Procura di Palermo su forniture sanitarie e mazzette finita sui giornali nei giorni scorsi a fronte di una richiesta avanzata al GIP e notificata agli indagati sotto forma di avviso di conclusione delle indagini. Indagini delle quali i 5 indagati non sapevano nulla fino a venerdì scorso. Nel mirino della Procura di Palermo, che ha delegato le indagini alla squadra mobile, 2 primari e 3 imprenditori delle forniture sanitarie. Si tratta di un cardiologo emodinamista dell'ospedale Villa Sofia Cervello e di un chirurgo vascolare dell'ospedale civico, oltre a 3 imprenditori del settore delle forniture mediche, 2 dei quali siciliani. Per 2 anni la squadra mobile li ha seguiti e intercettati, documentando incontri in ospedale ma anche al di fuori delle mura delle strutture sanitarie. Il contenuto delle intercettazioni non è noto, ma ha convinto la procura a chiedere i provvedimenti al GIP. Tutti rischiano l'arresto, anche se ancora non c'è alcun provvedimento giudiziario deciso dal giudice per le indagini preliminari. Per 2 di loro il pericolo di reiterazione del reato o inquinamento delle prove sarebbe nel frattempo venuto meno e dunque non potranno essere arrestati, anche se indagati, in assenza di un improbabile pericolo di fuga. Attualmente gli avvocati stanno studiando l'avviso di conclusione delle indagini e le ipotesi di reato e in base a questo studio decideranno se chiedere realmente interrogatorio di garanzia, che comunque potrebbe non avvenire neanche la prossima settimana, ma slittare fino a fine mese. Solo dopo il GIP deciderà su eventuali provvedimenti. C'è stata una sparatoria nella notte a Vittoria, nel Ragusano. Un uomo a bordo di un'auto è arrivato nei pressi di un'abitazione da cui è uscito un giovane, forse con l'intento di salire sulla vettura, ma chi si trovava al volante gli è esploso contro alcuni colpi di pistola. La vittima ha riportato profonde ferite a entrambe le braccia. I militari dell'Arma hanno poi trovato e sequestrato Bossoli e Ogive, arrivando all'aggressore, un uomo di 31 anni che è stato fermato per tentato omicidio aggravato. Nell'incendio che ieri ha distrutto un appartamento a Palermo sono finiti in cenere migliaia di libri, anche rari e preziosi, la collezione del proprietario. Sentiamo Desiree Ferlito. Una stufetta dimenticata accesa dalla colf. Sarebbe questa la causa che ha ridotto in cenere 80.000 libri, un patrimonio di manoscritti considerati reperti storici introvabili, prime edizioni di romanzi e copie rarissime di saggi dal valore culturale e commerciale inestimabile. Una collezione frutto della passione del professor Elio Cardinale, ex sottosegretario del governo Monti, e della moglie Anna Maria Palma, magistrata in pensione, che avevano trasformato il loro appartamento in via Quintino Sella a Palermo in un vero e proprio museo. Il palazzo di 4 piani è stato completamente evacuato, il fumo nero che fuoriusciva copioso dalle finestre dell'appartamento museo era visibile da molti punti della città. 40 i vigili del fuoco impegnati per 5 ore a spegnere l'incendio. Abbiamo perso un patrimonio dal valore immenso, commenta il sindaco Lagalla, accorso sul posto. Con lui anche il presidente della regione Schifani. Anna, la colf originaria di Capoverde, seduta accanto a uno dei mezzi dei vigili del fuoco, è distrutta. Mi sento in colpa, continua a dire, le fiamme sono partite dalla mia stanza. Sulla strada, una delle vie Salotto Buono di Palermo, sono moltissimi i curiosi che hanno assistito all'intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima stima i danni ammonterebbero a diversi milioni di euro. Manteneva una villa con piscina a Pedara, vicino a Catania, a costo zero. Rubava infatti l'acqua all'Acoset e la luce all'Enel. La proprietaria, una donna di 47 anni, è stata arrestata, ha accumulato morosità per ben 40.000 euro. Si barrica in casa ad Adrano lanciando dalla finestra piatti, pentole, palle da biliardo, mettendo a rischio persone e cose. La polizia ha cercato per ore di far desistere l'uomo, un pregiudicato che rifiutava di arrendersi. Alla fine gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e l'hanno arrestato. Perché dopo 20 anni di dibattiti e promesse mancate, scrive in una lettera il presidente della regione Schifani, ancora oggi qualcuno si oppone alla realizzazione dei termovalorizzatori. In un periodo storico in cui i costi dell'energia sono sempre più elevati e la transizione ecologica è una priorità globale. Trasformare i rifiuti in energia significa rendere la Sicilia più autonoma. Schifani indica anche il cronoprogramma. Entro marzo-aprile faremo il bando per la progettazione, entro settembre 2026 l'inizio dei lavori che dureranno 18 mesi. Svolta green per Universalis Ragusa, il colosso della chimica si avvia a diventare un centro di riciclo di oli e plastiche. Sentiamo Veronica Barbarino.
Sembrava tutto perso, ma invece arriva la svolta green anche per Eni Versailles Ragusa. Lo assicura il colosso della chimica e lo sottoscrivono i sindacati Wiltec e Femca CISL in un verbale d'intesa con l'azienda, che dovrà ora trovare accordo con tutti gli attori coinvolti, fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel dettaglio a Ragusa, dove la produzione di polietilene è cessata alla fine del 2024, verrà creato un agri-hub per la raccolta di oli destinati alle bioraffinerie di Priolo e Gela. E ancora si prevede la nascita di un centro avanzato per il riciclo delle plastiche, la formazione di un polo specializzato nella manutenzione e sicurezza industriale e infine un acceleratore per start-up nel settore della chimica sostenibile. Questo vasto progetto aprirà nuove opportunità di crescita, oltre ad assicurare la piena tutela dell'occupazione diretta e dell'indotto, ha commentato così il segretario generale Femca CISL Ragusa Siracusa Alessandro Tripoli. Nel frattempo, che dalle parole si passi ai fatti, da CGIL Sicilia sono stati annunciati nuovi confronti e manifestazioni, come quella prevista per l'11 marzo a Palermo. Un viaggio tra i volti di chi ha sacrificato la propria vita in nome dello Stato. Nella questura di Siracusa è possibile visitare una mostra per non dimenticare. Francesco Aloi. I volti di chi ha sacrificato la propria vita nel nome della giustizia. Nel Palazzo della Questura di Siracusa è stata allestita questa mostra con un obiettivo: non dimenticare. La mentalità di oggi è molto diversa rispetto a parecchi anni fa. E quindi un messaggio forte che dobbiamo trasmettere e capire che la mafia comunque deve essere sconfitta. La sala riunioni trasformata in centro espositivo, le opere dipinte da artisti siracusani che diventano occasione per ripercorrere e condannare il periodo stragista di Cosa Nostra, da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, da Boris Giuliano a Ninni Cassarà, magistrati, poliziotti, uomini che hanno fatto di tutto per fermare l'avanzata della mafia. Sono stati gli anni che hanno dato quel quid pluris nella lotta alla mafia. Da quelle stragi, da quei periodi così tristi, l'Italia, le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, le forze sane della società civile hanno cominciato la lotta alla mafia. Ed è una mostra dedicata soprattutto agli studenti. Vedranno chiaramente le opere che ritraggono gli eroi antimafia e da quelle opere, da quei momenti, si parlerà di antimafia. Perché i giovani sono il futuro e ricordare oggi significa evitare che tutto ciò possa ripetersi domani. E a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è stata danneggiata la targa nella piazza dedicata a Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia nel 93. Sulla targa è stata scritta anche un'espressione volgare: "Mio padre fa più male da morto che da vivo", ha commentato la figlia del giornalista che nei suoi articoli denunciava Cosa Nostra. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Anche un calice di vino può servire a denunciare la violenza sulle donne. Accade quando l'etichetta della bottiglia nasconde una sorpresa. Ci dice tutto Eva Spampinato. La tutela della donna, l'aiuto per migliorare la sua sicurezza sui luoghi di lavoro può passare anche da un vino, perché a volte la richiesta d'aiuto arriva in modi inaspettati, mentre si è a tavola con amici guardando un'etichetta e scannerizzando un QR code. Da questa idea è nato Aituzza, un Etna Doc Special Edition per sensibilizzare verso il tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, una collaborazione tra Sei Libera e Alcantara Winery. Aituzza è un atto di amore. Io ho incontrato Sei Libera ed è venuta Aituzza. Aituzza è un messaggio legato alla possibilità di difendere le donne sotto tutti i punti di vista. L'etichetta è un omaggio a Sant'Agata volutamente minimalista, con un fondo oro che indica la spiritualità di Agata e soprattutto la forza di contrapporsi a una violenza. Queste due minuzze che rappresentano dei valori importanti come quello della fede, della forza e della resilienza soprattutto. Il QR code fa da ponte digitale tra i lavoratori e l'osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro di Sei Libera. Chi ha problemi di molestie o violenze sul luogo di lavoro può attraverso questo QR code approcciarsi a quelle che sono le risoluzioni che Sei Libera può dare. Al sociale si unisce la storia. Dalle ricerche per creare Aituzza è emerso che Sant'Agata fu una ambientalista ante litteram.
Il martirio, che potrebbe sembrare un atto passivo, non era esclusivamente il cuore dell'azione di Sant'Agata, ma ciò che ci aveva colpito era il suo rinunciare al sacrificio, cioè essere libera dall'ordine costituito che la costringeva a un sacrificio per il Pantheon romano. Al via da Agrigento la festa del mandorlo in fiore, che è un simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Davide Sardo. È ufficialmente iniziata ad Agrigento la 77esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, evento che celebra l'incontro tra culture attraverso la musica, la danza e le tradizioni popolari. La prima sfilata ha animato le vie della città con i gruppi folk internazionali, regionali e bambini del mondo, protagonisti di uno spettacolo di colori e suoni. Sono emozionatissima. Agrigento è una bella città, fra l'altro è stata candidata e promossa città della cultura, quindi grazie ad Agrigento che ci accoglie. Il corteo ha preso il via da piazza Pirandello, attraversando il centro storico fino al Viale della Vittoria. Stiamo portando il folklore, il colore, le tradizioni dell'Ecuador. È l'8ª volta che arriviamo ad Agrigento a questo meraviglioso festival. La felicità nostra la vogliamo condividere con la gente di Agrigento. Un viaggio tra le tradizioni di ogni angolo del mondo, reso possibile dall'entusiasmo dei partecipanti e dall'accoglienza del pubblico. Abbiamo portato la maggior parte della festa in piazza, tutto spettacoli di piazza per coinvolgere la città di Agrigento e i numerosi turisti che affolleranno e che hanno già affollato la nostra città. Una settimana di spettacoli e momenti di condivisione che culminerà con la spettacolare Fiaccolata dell'Amicizia ed il Festival Internazionale del Folklore, evento centrale della rassegna nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ai piedi del Tempio della Concordia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi fra l'altro il pareggio al Marassi del Palermo e la strepitosa vittoria del Catania. Pareggio a Marassi con la Sampdoria per il Palermo che non va oltre l'1-1. Sentiamo Marco Gullà. Pari e rimpianti, il Palermo non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva, pareggia 1-1 a Marassi, con la Sampdoria non approfittando della superiorità numerica per oltre mezz'ora. Un punto che permette al Palermo di rimanere a galla nella zona playoff, ma ovviamente la vittoria avrebbe permesso ai siciliani di fare il cosiddetto salto di qualità. Una partita che comunque il Palermo ha ben giocato, ha dominato per larghi tratti, ma non ha avuto nitide occasioni per sferrare il gancio fatale. L'inizio della partita dei rosanero è da shock. Dopo 40 secondi il portiere Audero serve erroneamente Coda, che deve limitarsi a spedire il pallone in rete. 1-0 e partenza ad handicap per la banda di Dionisi. I siciliani però si rimettono su, iniziano a giocare palla a terra e creano anche occasioni come con Verre, ma è bravo Cragno a spegnere l'ex blu cerchiato. Il lavoro del Palermo è però premiato dal pari che arriva al 40° dopo un corner e un cross di Ranocchia, poi Iampalo, sempre lui, scarica in rete un gran colpo di testa. 1-1 e quarto centro consecutivo per il finlandese. Ripresa e il Palermo a fare la partita, la Samp gioca a corrente alternata e il blackout arriva al 61° con l'espulsione di Akinsamiro per fallo da ultimo uomo su Di Francesco. Rosso diretto, ci prova Magnani più di una volta, ci prova anche Ranocchia come Brunori, ma la porta della Samp resta inviolata. Il Palermo lo sfonda e deve accontentarsi del pareggio. Abbiamo fatto una grande partita, ragazzi sono stati veramente bravi, nonostante magari l'errore iniziale che poteva compromettere tutto, così non è stato, non è cosa da poco e soprattutto è una cosa che importante per una squadra che sta crescendo, è una dimostrazione di consapevolezza e di forza. Poi il rammarico, come hai detto tu, è non aver portato a casa bottino pieno, perché 1 lo meritavamo, 2 abbiamo creato i presupposti, 3 abbiamo giocato mezz'ora in 10 e non siamo stati bravi a sfruttare quella superiorità. Venerdì, prima della sosta, al Barbera, Palermo Cremonese. In Serie C la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince 4-1 a Latina grazie ad una bella prestazione nella ripresa. Marco Carli.
La bellezza dello sport sta nella capacità di regalare emozioni. Se poi il gesto che le richiama è un insieme di genio e classe, le emozioni si moltiplicano. E allora è giusto per i tifosi del Catania godersi ancora il gol di Jimenez. Splendido slancio verso la vittoria di Latina. Il fantasista, autore di una doppietta, suo anche un gol su rigore, è consapevole della bellezza regalata, ma va oltre. È stata una giocata personale che ci provo in settimana, quindi sono veramente contento di questo gol perché è una soddisfazione incredibile. Poi la prima doppietta con questa maglia è sempre una soddisfazione. E poi sì, tutto questo è grazie al lavoro che facciamo in settimana, tutto frutto di ciò che facciamo in settimana. E niente, sono contentissimo di avere un gruppo così, siamo una famiglia. Jimenez dunque serviva come il pane in questo 2025 che prima di Latina aveva riservato soprattutto amarezze, ma serviva a tutto il Catania e nel secondo tempo c'è stato bravo Toscano nella costante emergenza ad azzeccare le mosse giuste, con Lunetta che sulla tre quarti spezza la partita e con Frisenna che lascia nuovamente intendere le sue qualità. Brava la squadra, soprattutto nella reazione al gol dello svantaggio siglato da Ekuban, Latina subito riacciuffato dal rigore di Montalto. Ora bisognerà insistere, una rondine non fa primavera insomma, ma può diventare un segnale. Il finale è brillante, il gol del 3-1, quello del 4-1 raccontano intanto un'altra certezza dello sport. Quando la testa è libera, il resto di solito viene di conseguenza. Sconfitte casalinghe ieri invece per Messina e Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. Un altro KO per Messina e Trapani in casa e con lo stesso risultato. Per il Messina il terzo consecutivo, per il Trapani il secondo. Buona prestazione soprattutto nel primo tempo dei giallorossi che non sono riusciti a fermare l'Avellino vice capolista. La squadra di Banchieri ha sfiorato 3 volte il vantaggio, 2 con Dell'Aquila e il palo di Petrucci, prima di subirlo al minuto 38 con Sunas. Messina è meno vivace nella ripresa. L'Avellino non riesce a chiudere i conti con Sunas ad un passo dalla doppietta e con Patierno sprecone fuori partita. Nel recupero il peloritano Pedicillo vicino al pareggio con parata di Iannarilli. Classifica critica e play-out complicato, Messina penultimo e Casertana lontana, crisi societaria ancora più grave senza soluzioni, con il sindaco Basile che ha richiamato le parti in causa ad un senso di responsabilità. Se l'1-0 di Cerignola poteva starci, la seconda sconfitta di fila in campionato della gestione Torrente 1-0 per il Monopoli apre una piccola crisi in casa Trapani. La classifica mette a rischio i play-off dei Granata. Al provinciale al 36esimo della ripresa decisiva una rete di destro del difensore Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 19, a tutti una buona domenica.